Insomma, è un Verona che deve pigliare un gol per svegliarsi e tirare fuori il meglio della prestazione. Ma diremo che abbiamo fatto due prestazioni, un primo tempo bruttissimo dove veramente non abbiamo concluso niente, non abbiamo fatto neanche un tiro in porta. Secondo tempo è stata tutt'altra musica, abbiamo giocato, siamo riusciti a rimediare al gol che abbiamo preso, abbiamo creato occasioni, siamo riusciti a fare 3 gol, ma soprattutto ho visto una squadra convinta, concentrata e vogliosa di vincere, il che fa ben sperare per sabato prossimo. Sabato sarà veramente decisiva con il Brescia per l'accesso alla Champions League, un Brescia peraltro oggi fermato sul pareggio dal Venezia. Ma indipendentemente dal risultato del Brescia, loro vengono qua con molte motivazioni, sia per le molte ex che ci sono, sia perché vogliono dimostrare che non sono inferiori a noi. Noi dovremmo vincere, per cui in realtà non cambia niente per il risultato che ha fatto il Brescia oggi. Dobbiamo giocare bene, dobbiamo vincere, dobbiamo avere l'intensità del secondo tempo di oggi e soprattutto dobbiamo portare a casa i 3 punti. Diane, finalmente una ripresa insomma di quelle da vecchi tempi e 2 gol che hanno rimesso le cose a posto. Questa squadra così dobbiamo soffrire prima per dopo fare 2 o 3 gol, ma alla fine la squadra è riuscita a vincere questa partita che era difficile fino a che era bloccata, e adesso continuiamo la nostra corsa a prendere altri 6 punti che non manca. Cristiana, un calcio di rigore decisivo, perché se il Verona non risaliva subito la china diventava veramente difficile. Beh, a parte rigore, credo che il secondo tempo siamo entrate con un'altra testa in campo, abbiamo fatto tante azioni, quello che non abbiamo fatto per il primo tempo, quindi al di là del mio rigore credo che quello che c'è da salvare oggi sono i 3 punti e soprattutto il gioco espresso nel secondo tempo. Adesso mancano 2 partite, ma sarà probabilmente decisiva per i giochi Champions la partita di sabato prossimo. Beh, chiaramente lo scontro diretto col Brescia, fortunatamente oggi ha pareggiato, ma più di tanto non cambia, perché avere un punto, avere 3 o averne 3, insomma non cambia più di tanto. L'importante è vincere e non perdere punti, soprattutto visto che dietro abbiamo pure il Tavagnacco, ma l'obiettivo rimane quello, sia il secondo posto e il posto in Champions. Allora Carolina, questo calcio di rigore che ti sei procurata, insomma, che ha un po' cambiato l'andamento di una partita che sembrava segnata. La squadra ha iniziato il secondo tempo in maniera ottimale, stavamo cercando il gol, purtroppo l'abbiamo preso, però non ci siamo buttate giù e il gol è arrivato. Non è ora perché l'ho preso io, il rigore poteva prendere chiunque, siamo andate al tiro e questo è l'importante, dopo c'è stata la svolta. Cosa è successo nell'intervallo? Perché insomma nel secondo tempo si è vista un'altra squadra in campo. Il mister ci ha parlato, tra di noi c'è stato molto dialogo e questo è stato importante. Abbiamo parlato tra reparti e infatti poi si è visto il cambiamento.